Buon pomeriggio amici di Sportisi, un saluto qui da Marco Genduso per commentarvi la 16ª giornata del campionato di Serie C2 che vede affrontarsi Iato e Sicilia Futsal. Con il tacco a servire il compagno qui, l'eleganza del 7. Evola, vuole il taglio di compagni, riesce a passare, palla sul secondo palo e la sblocca subito. Interisano, palla perfetta di Graffeu ed è 0-1 il risultato, la sblocca dopo soltanto 2 minuti. Grano, c'è Torcivia in mezzo, Grano con il destro, poi il palo. E qui vuole subito rispondere così Luigi Grano. Palla in mezzo, viene presa da Interisano che può puntare alla difesa, c'è Graffeo in mezzo, palla dentro e ancora Graffeo. Questi due stanno combinando di tutto, 0-2 risultato, gol e assist a vicenda. E adesso veramente dura per lo Iato, però i minuti sono soltanto 5 e 26. Il numero 8, poi tacco ancora, il secondo nel giro di pochi secondi. Gian Grande, Alamia si gira col sinistro, calcia, super Liuzza, poi rimane lì nel pallone con Gian Grande. Ed è calcio di posizione, fallo di Nuccio, si riparte dunque a 1000, Torci via, lo spazio sul destro si allarga, Torci via, calcia! E poi la respinta sempre di Liuzza. Era super anche per il capitano del Sicilia Futsal, Alamia, 1-2 con Nania, mette in mezzo, Napoli contro la Napoli, e poi Liuzza rimane in piedi fino all'ultimo e gli nega il primo gol in maglia Iato. Evo la palla centrale, controllo perfetto di Ingoia che sguscia via, calcia e poi Gian Grande la mette sopra la traversa, che occasione, grande giocata di Ingoia, grande parata di Gian Grande. Poi palla rischiosa e grande scivolata, fa 2-1 ma erroraccio incredibile da parte di Interisano. Grano ci ha creduto in spaccata da attaccante vero, fa 1-2. Poi scivolata, non è riuscita, Interisano va sul secondo palo, Grano la tocca, palla che rimane lì e calcia totta direttamente sui piedi di Grano. Adesso c'è un silenzio tombale, tanta concentrazione. Alamia con il destro e non la prende benissimo, incrocia troppo e lui cerca la giocata ma sbaglia. Nuccio è un 2 contro 1, c'è Totta, cerca invece la porta e invece si esalta qui Gian Grande, però Totta era libero sulla fascia destra. Calcio d'angolo, battuta corta per la conclusione di Evola, deviazione ed è 1-3 risultato al minuto 32, una doccia freddissima per lo Iato adesso. Alamia, Nania vuole il sinistro e vuole calciare, incrocia anche bene, dunque si ritorna da Gian Grande, la controlla, palla centrale, Nania si gira con il sinistro e poi Liuzza ancora a mettere la mano, però probabilmente Totta cercherà la porta, col destro non è facile da lì, forse meglio un mancino, però vedremo. Totta va con il destro, va direttamente sulla zona lombare a tenere il pallone. Gian Grande, c'è largo, sbaglia per pallone verso Torcivia, poi Totta, questa volta tocco morbidissimo con la punta, fa 1-4 e adesso è veramente durissima per lo Iato. Gian Grande probabilmente, quindi calcio d'angolo con Evola. Mamma di qualcuno perché ce ne sono ragazzi giovanissimi. Poi calcio in porta, direttamente Graffeo con Gian Grande che respinge. Di Paola in mezzo a due, grande giocata, adesso serve Gian Grande, minuto 51 di gioco. Torci via sul destro, vuole calciare, adesso anche un po' di sfortuna per Giovanni Torcivia però cerca di autolanciarsi ancora una volta, l'ennesima volta Ingoia, mette sul secondo palo, c'è Totta, l'aggancia contro il portiere, Totta sul primo palo, chiude un po' troppo questa volta il set. Potrebbe essere una soluzione, vediamo, invece infatti Calandrino con la precisione in realtà prende però sul polpaccio in questo caso di Paola. Gian Grande avanza per Torcivia che può fare l'ultimo tiro della partita, vediamo, lascia il pallone, la chiude e poi va bene così, finisce la partita dopo 62 minuti, vittoria per il Sicilia Futsal con il risultato di 1-4.